In Veneto le vaccinazioni proseguono a pieno ritmo e anche i dati del contagio sono in lieve flessione. Lo conferma il presidente Luca Zaia, che però avverte come la regione sia sulla cresta fra la zona rossa e quella arancione per la prossima revisione. Le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Sapete che la legge nazionale prevede appunto che questi parametri debbono rientrare, diciamo, sotto soglia. Quindi stiamo aspettando con ansia intanto la classificazione che ci verrà data dall'Istituto Superiore della Sanità. Ricordo che l'attribuzione del colore della zona non dipende dalla regione, ma dipende dai parametri valutati a livello nazionale. Sempre più comparti del tessuto economico veneto fanno sentire la propria voce e sono tante le attività martoriate dalle restrizioni e dall'emergenza. Se volete un dato rispetto a questo martoriamento, molti non alzeranno più la serranda probabilmente. Però vi dico che su 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto ad oggi, 35.000 vengono dal comparto del turismo. L'unica via d'uscita a questa situazione sono le vaccinazioni. Guardate, noi pensiamo che il vero tema sia quello di venirne fuori velocemente e la soluzione è quella di vaccinare.